Rapporti difficili tra medici di base e l'ULSS di Bussolengo e Villafranca e c'è la polemica sull'interruzione dello screening mammografico. Sanità, nel veronese rapporti tesi tra i medici di base e la direzione della ULSS 22 di Bussolengo e Villafranca. Alle diverse valutazioni sui problemi del territorio si aggiunge anche la polemica sulla interruzione nel 2011 dello screening per individuare i tumori alla mammella. Vediamo il servizio. Il registro tumori del Veneto segnala per il 2011 la sospensione degli screening mammografici nel territorio dell'ULSS 22, una sospensione giustificata con la riorganizzazione del servizio. Abbiamo dismesso il servizio a furgoncino e abbiamo acquistato un mammografo nuovo a Bussolengo, un Serra Isola, per far crescere le professionalità, usare le strutture e dare un servizio adeguato e non un furgoncino che sembra quello del pesce del mercato che gira per i cortili delle scuole. Nel 2010 erano state identificate 24 neoplasie. Nel 2012 gli screening riprendono. A quel punto però le neoplasie sono pressoché raddoppiate, salite a 41 casi. Una incidenza dell'8,8 su 1000 donne esaminate rispetto a una media regionale inferiore al 4,5. Se ci fosse stato comunicato e queste donne fossero state invitate a rivolgersi a noi avremmo potuto consigliarle di rivolgersi alle strutture dove potevano fare la mammografia. In sostanza, i tumori al seno sono stati individuati con diagnosi tardive. È saltata una fase di un anno di diagnosi precoce, tumori di piccole dimensioni curabili con metodologie non invasive sono stati diagnosticati l'anno successivo e questo potrebbe avere anche, si presume, potrebbe aver comportato interventi più impegnativi. Non c'era da comunicare l'interruzione di servizio perché non è stato interrotto nessun servizio di tipo diagnostico, perché noi al 70% paghiamo le strutture convenzionate di questo territorio per erogare anche questo tipo di prestazioni. Non è stato sottratto nessuno strumento diagnostico, chiunque poteva continuare a fare tutti i suoi esami.